Ragazzi, bella raga, c'è tutto nel commendone veneziano. Nono posto, non male. Però fino adesso ci aspetta una gara difficile, ragazzi. L'Hungaroring è sempre un tracciato molto molto ostico. L'obiettivo è l'11° posto, quindi va bene. Andiamo a vedere la presentazione della gara. Ed eccoci tra le curve strette dell'Hungaroring, un tracciato molto amato che ha incoronato due campioni del mondo. È giunto il momento del Gran Premio di Ungheria. In pole oggi c'è Lewis Hamilton. La Mercedes ha dominato durante le qualifiche e con il vantaggio della sua Power Unit è difficile immaginare che qualcun altro possa ostacolare la sua vittoria nella gara di oggi. Sicuramente vorrà completare questo weekend al meglio dopo la prova magnifica di ieri, ma la concorrenza sarà spietata. Non credo che si aspetti una gara facile, specialmente considerando le scuderie con le quali avrà a che fare. Hamilton è sempre stato un passo avanti a Rosberg. Per tutta la stagione è riuscito a ottenere tempi migliori nelle qualifiche rispetto al suo compagno di scuderia. Penso che Lewis stia diventando un'ossessione per Nico. Rosberg è veloce, ma il modo in cui Lewis riesce a fare sempre meglio nelle qualifiche è qualcosa di... Vai Fio, speriamo. Tanto c'è un aeroplanino, eccolo là, Fly Simulator, che sta atterrando in quel di Budapest. Vai Fio, non posso parlare forte perché è molto tardi. Vai come vogliamo una bella partenza di quelle cattive. Super partenza aggressiva di veneziano. E siamo incredibilmente terzi, fiori. Sarà duro ottenere questo risultato, ma proviamoci. Ci vuole tanta fortuna con queste monoposto, perché insomma la Toro Rossa non è una super team, non è un super team, però finora ho veramente grandi risultati. Very good, Kuma, very good. Taglio curva, Kuma, attention. Va bene, porco. Beh, venezianone, che siamo partiti veramente, veramente alla grande. Prestazione maiuscola nel primo giro. Abbiamo superato tutti con correttezza e classe. Però le Mercedes, puttana miseria, sono inarrivabili. Mamma mia. Tanto lei Conan subito che rompe i maroni. Come si difende molto bene. Buon lavoro Kuma. Guarda come pompano le Mercedes, una roba impressionante, però. Io capisco che sono forti, è giusto così, è reale, però insomma. Guarda, un po' distratto veneziano nel vedere le Mercedes che volano. Oh! Sì, bandiera verde sto cazzo, però Raikkonen, cioè... Ti tamponano, cioè non c'è niente da fare. Quante sbavature, quante sbavature. Comunque insomma Raikkonen non si è fatto nulla, per fortuna, però... È lui che mi ha tamponato. Il computer si sta vendicando tutte le volte che l'ho tamponato io, per carità ci sta anche. Però mi sta sul cazzo la cosa. Ragazzi siamo secondi, ma in realtà abbiamo perso 2 posizioni, eravamo quinti prima dei pit stop degli altri. Purtroppo Raikkonen e Bottas ci hanno superato, non stiamo andando per niente bene. Solita gara all'Hungaroring, noiosa, pochi sorpassi. Non ci siamo tanto onestamente. Mi fa piacere. Le gol sono più box. Bisogna andare ai box. Assolutamente.
lo so, coglionazzo, lo so. Mamma mia che disastro. Mi fa piacere, no. Box, box, box. Vediamo se riusciamo a mantenere almeno la quinta posizione. Un ritiro intanto. Siamo al terzo posto. Dai, almeno quinti, almeno quinti. Quarti. Sesti. Una posizione ho perso. Una posizione ho perso, porca mignottona. Vabbè. Vediamo che magari Chiat ancora non deve andare ai box, magari, forse, perché... Sembra strano che sia lui al sesto posto, comunque, molto strano. Stevens addirittura settimo, boh. No. Quando rientriamo, quando usciamo dai box il primo giro è sempre un'angoscia. Quindi sto guidando un mappa per l'Ungheria. Mi piaceva una volta da piccolo, adesso mi stavo sul cazzo sto tracciato. Dai, come dai. Quindi l'importante è arrivare in zona punti, L'importante è fare punticini irridati. Sì, sì. Allora non abbiamo perso niente strategia azzeccata, anche se è vero che dal quarto ho perso tantissimo. Ok. Questo non te lo posso promettere, vecchio mio. Vabbè, carburante stiamo su standard, tanto ormai, insomma, secondo me siamo congelati al quinto posto. Salvo ritiri di monoposto davanti. Niente, dopo non riesco a trovare feeling con questa pista comunque. Comunque vabbè, per carità, a livello esperto quinti con la Toro Rosso va bene, però... Non è niente di esaltante proprio, tutt'altro. Sbandate qua e là. Devo ancora prendere molto la mano, Ancora non ci siamo su certi tracciati. Ok, figlio di puttana. Però non mi interessa mettere per adesso grassa perché comunque ci sono tanti e tanti secondi di distacco con il porco di Bottas. Comunque siamo anche tranquilli dietro perché abbiamo comunque un buon vantaggio anche su Hülkenberg. Gara proprio congelata, figlio. Vabbè. Gara abbastanza da sonno, se proprio devo essere sincero. Mamma mia, oh che domaroni. L'unica cosa importante è che siamo quinti. Sì, perdiamo tanto da Bottas, però stiamo straguadagnando cioè straguadagnando. Guadagniamo su Hülkenberg e perdiamo da Bottas. Mi fa piacere. Siamo anche in obiettivo scuderia anche stavolta. È una gran stagione, per carità del signor, però non vedo l'ora di andare alla Williams almeno. Buono, buono. Ho fatto quell'incredibile secondo posto e quella pole position. Quindi ho già insomma arricchito il palmarès di Cume Indiano.
Però non vedo l'ora di avere la prima vittoria. Vai come, dai, fenomeno. Cerchiamo di finire bene sta gara. È un bel ritiro davanti, ne è proprio... Niente, non c'è speranza. Iniziamo l'ultimo giro. Sì, lo so, io ormai... Non faccio niente, sta calmo. La gara ormai è finita. Adesso. Boh. Noi stiamo gestendo. Siamo su standard tanto. Vince Nicolino, ragazzi, vince Nicolino che ha già vinto, sono ancora a metà giro, bene. Le Mercedes sono troppo... Mamma mia, sono troppo forti. Per noi un misero quinto posto, veramente brutto. Dopo tante belle gare è arrivata forse la prima gara un po' pallosa, nel senso... Nessun colpo di scena. Comunque il pubblico festeggia a Veneziano che è un altro gran risultato. Stiamo distruggendo il nostro compagno di squadra. Very good, Kuma. Very, very good. Ok, quinto posto. Madonna che tardi che si è finito. Fantastica macchina per la Mercedes quest'anno. Si è ritirato chi? Ah, Ericsson. La Vettel, mamma mia. Che disastro. La classifica mi dà 78 punti, bene. Massa è molto indietro, perfetto. Ormai le Ferrari sono irrecuperabili, ho paura. Costruttori, sempre quarti. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao!